Carissimi, ben ritrovati anche quest'oggi, puntata naturalmente in collaborazione dello CGIL, questa volta anche della CGIL del Veneto, perché tocchiamo temi molto importanti che riguardano non solo la situazione dei pensionati, che sappiamo è particolarmente delicata, difficile più che mai in questo periodo, tanto per cambiare, non c'è un periodo in cui questa non sia difficile, ma anche il mondo dei lavoratori, con tante tutele richieste, tante situazioni irrisolte, che poi tutti questi nodi vengono naturalmente al pettine nei momenti di difficoltà. Per affrontare questi temi, per rispondere anche alle vostre domande, che poi vi ringraziamo, ci scrivete sempre numerosi, speriamo che poi contattiate altrettanto numerosi anche lo CGIL del Veneto, che ha gli sportelli sempre disponibili per supportare le persone che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo qui con noi Rosanna Bettella, ben ritrovata. Salve. Della segreteria regionale dello CGIL del Veneto, che è in studio, e siamo collegati con Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto. Ben arrivata anche a lei, segretaria. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, dicevo, è importante la presenza anche della CGIL oltre che dello SPI, perché a questo punto vi fate sponda, vi fate sponda con l'occasione di un'importante manifestazione a Roma sabato 8 ottobre, manifestazione nazionale, eccolo qua, Italia-Europa, ascoltate il lavoro. Con il lavoro si comprende chi ha lavorato anche chi lavora, perché poi c'è una stretta interdipendenza, non si creano fazioni chi da una parte e dall'altra, no? E questa è la cosa importante. Tanto stiamo vedendo appunto la locandina, che poi andremo a sviluppare nei vari temi, perché come vediamo riguardano tanto appunto i pensionati ma anche i lavoratori. Prego Rosanna. Sì, ascoltate il lavoro, come dicevi bene, il lavoro è al centro. Dal lavoro si può avere dignità delle persone che lo fanno, dignità per le persone anziane che lo hanno terminato, che hanno passato una vita nel lavoro, e il lavoro è fondamentale. Stiamo attraversando come Paese uno dei peggiori periodi a ricordo, insomma, no, di tutti noi, pandemia, guerra e quant'altro. Siamo veramente in grossissime difficoltà. Questo autunno è una stagione davvero calda, poco, perché dovremmo invece stare attenti a come ci riscalderemo, no? Però calda dal punto di vista della mobilitazione necessaria, del mettere sul tappeto tutti i problemi che le persone, dai giovani agli adulti, agli anziani, lavoratori, lavoratrici, donne, uomini, stanno attraversando. E quindi davvero ci aspettiamo risposte dalla politica, dal prossimo governo. Siamo reduci da una votazione, dalle urne è uscito chiaro un indirizzo politico, adesso fra un po' sarà anche il nostro Presidente della Repubblica, incaricherà chi di fatto ha vinto queste elezioni e che però dovrà assolutamente affrontare i nodi grossissimi e veramente molto difficili che il Paese sta attraversando. Anche perché un po' con l'espressione anche del voto così quasi, non dico plebiscitaria, però importante, si è manifestata una sorta di disagio sociale molto grande, cioè una forte protesta, un non essere soddisfatti di quel che c'era fino a ieri, quindi vuol dire che i nodi non sono stati risolti alla fine, perché se le persone si buttano tutte a votare da una parte, come era successo in passato, quando sono nati certi movimenti politici, poi sono diventati partiti, lì devi cogliere l'essenza di un certo tipo di voto, vuol dire che le persone hanno bisogno di risposte, certo, no? Cioè a prescindere da destra, sinistra, centro o altro. Le risposte le vogliono, no? Bisogna interpretare, sapere interpretare giustamente i bisogni delle persone, esatto, che poi sono sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Davvero la povertà si sta allargando, le bollette, perché c'è una crisi energetica in atto dovuta alla guerra, che chiaramente ha fatto schizzare alle stelle il prezzo dell'energia, e quindi insomma si presenta una situazione
a dir poco difficile, insomma, ecco, molto complicata, e quindi ci vogliono veramente risposte chiare e significative. Noi l'abbiamo in qualche modo declinato in un decalogo, no? in 10 punti significativi che secondo noi, se viene data risposta a queste richieste, si può affrontare con più, no, è anche con più tranquillità. È anche difficile dire questa parola, insomma, quanto ci si prospetta davanti, certo. E quanto sta già come dire, coinvolgendo le persone, soprattutto le persone più fragili, più in difficoltà, quelle che hanno lavori precari, gli anziani che hanno le pensioni più basse, donne sole magari con bambini e quant'altro. Certo, allora vediamo un po', abbiamo visto la slide dei 10 punti sommari, poi ne analizziamone una per una, un po' chi riguarda il lavoro, un po' quel che riguarda le pensioni. La prima slide, tutela del potere di acquisto dei redditi da pensione, che è il primo punto. Che cosa chiedete? Voi chiedete, vediamo, eccola qua, aumento dell'importo della 14ª, estensione della 14ª a chi ha un reddito mensile lordo fino a 1.500 euro lorde, ricordiamolo, meccanismo di rivalutazione più efficace. Spieghiamo sì, certo. Adesso proprio dal il 1° di ottobre e il 1° di novembre le pensioni subiranno un lievissimo ritocco, diciamo, dal 1° di ottobre con lo 0,2 che è il conguaglio della rivalutazione dell'anno scorso, del 2021, che però coinvolgerà che coinvolge tutte le pensioni in maniera progressiva, e dal 1° di novembre, proprio per far fronte a questa situazione difficile che si sta verificando, ci sarà anche un anticipo, chiamiamolo così, della rivalutazione prevista per il 2022 e che partirà invece definitivamente dal 1° di gennaio. Però secondo noi questa è una misura relativa. Noi chiedevamo da tempo invece che ci fosse una estensione della 14ª alle redditi da pensione fino a 1.500 euro lordi, che forse era il modo più anche veloce, più trasparente per affrontare queste difficoltà, insomma, di queste persone, di questi pensionati. Vabbè, invece è stata scelta questa strada. Infatti l'anticipo del 1° di novembre viene dato comunque non a tutte le pensioni, indipendentemente quello l'avranno poi la rivalutazione dal 1° di gennaio tutte quante, secondo i vari coefficienti, diciamo così, le varie classi di pensione, dal 1° di novembre fino a 2.600 erotti lordi avranno questo anticipo del 2%. Chiaro, quindi questo è già, insomma, qualcosa c'è. Sì. Comunque noi chiediamo anche una rivisitazione del sistema di rivalutazione delle pensioni, perché quello che è in atto, che viene usato in questo periodo, è inadeguato, secondo noi, non tiene conto adeguatamente di tutti i bisogni che hanno i pensionati, anche rispetto al momento e alla situazione che stiamo vivendo. Chiaro. Adesso volevo sentire invece, segretaria che è collegata con noi, Fanelli, mi sente? Sì, perfetto. Sì. Abbiamo l'altra slide, abbiamo visto quel che riguarda le pensioni, sono dei punti fermi, peraltro ribaditi tantissime volte, si spera che poi qualcosa serva. Riforma del fisco è un altro dei punti che anche voi sostenete congiuntamente allo SPCGIL, vero? Sì. Sì, una riforma del fisco, però mi permetta solo un secondo di fare un passo indietro quando diceva dei risultati del voto. Non dimentichiamoci che il vero segnale di disaffezione e, se vogliamo chiamarla protesta, delle cittadine e delle cittadine di questo paese è il tasso più elevato di astensione dal voto che ha registrato il nostro paese. 17 milioni di persone non sono andate a votare.
sono persone, quelle le più disagiate, anche del mondo del lavoro. Per questo noi ci concentriamo su ascoltate il lavoro. E un sistema certamente per tutelare queste persone e il loro potere d'acquisto è l'intervento sul fisco. Un intervento sul fisco che deve rispondere alla nostra Carta Costituzionale e quindi essere una riforma progressiva e redistributiva. Per questo non facciamo che continuare a confermare la nostra contrarietà alle flat tax e ai condoni, perché sono iniqui, perché non garantiscono quella progressività, perché non intervengono nello stesso modo su tutti i livelli di potere d'acquisto, e questo non fa che ampliare le disuguaglianze del nostro Paese, una delle criticità grossissime che viviamo quotidianamente. Disuguaglianze territoriali, disuguaglianze legate al genere, disuguaglianze legate come dire, anche all'età anagrafica, e quindi creiamo dei mondi che diventano quasi uno alternativo o in contrasto all'altro. Ecco, con l'attenzione al lavoro noi vogliamo ricomporre il tessuto sociale, provare a ricomporre con misure e proposte, con le nostre 10 punti, ricomporre il tessuto sociale di questo Paese, che con anche la situazione internazionale vengono sempre più minati. La pandemia prima, la crisi economica adesso, la crisi energetica. Infatti volevo dire, adesso dobbiamo andare in pubblicità, però nel vostro decalogo ribadite il concetto riforma fiscale, quindi progressiva e redistributiva, quindi il discorso delle aliquote non siete d'accordo, tassazione e ridistribuzione degli extra profitti, e quante volte si è parlato di questi benedetti extra profitti e ce ne sono veramente alti, e abbattimento di evasione ed elusione fiscale, quello resta l'eterna questione, secondo me sarà irrisolvibile nei secoli dei secoli. No a flat tax e condoni, questo lei l'ha ribadito bene. Dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo, perché poi c'è un altro aspetto che riguarda sempre il mondo del lavoro, perché un altro punto per voi importante è stop alla precarietà e riduzione degli orari di lavoro, ma ci vediamo tra poco, restate con noi.